Tragica sulle strade, a Cessaldo, 34enne travolto da un'auto mentre stava rincorrendo il cane scappato da casa. Si sarebbe dovuto sposare tra un mese. Pochi minuti fa, altro mortale a Montebelluna. A Castelfranco i funerali di Kevin Carraro, morto a 17 anni investito da un SUV. Lasciamo da parte ogni vendetta e semplificazione. Il monito del parroco a San Pietro di Feleto, lutto nel giorno dei funerali del coetaneo Francesco Favaro. Rapinatore solitario in azione a tarda sera in un barak di Casella d'Asolo, coltello puntato alla gola di una dipendente, ha raffatto 600 euro ed è scappato. I filmati della videosorveglianza acquisiti dai carabinieri. A Castelfranco un 27enne ha rimediato una profonda ferita ad una mano, è stato aggredito dal padrone di casa al culmine di una lita sull'alimentazione del gatto. Elezioni politiche, nuova bufera sulla candidata Dem Scarpa, secondo cui il lavoro non deve essere l'unico mezzo di sostentamento. A Padova Forza Italia presenta i candidati veneti, al telefono interviene Berlusconi. Fanno un picnic sotto la loggia dei Cavalieri e abbandonano per terra i rifiuti. A ripulire questa mattina il sindaco Mario Conte, che lancia un duro monito ai giovani. Conto alla rovescia per il rito di beatificazione di Papa Luciani. Antenna 3 lo seguirà in diretta domenica a partire dalle 10, alternando le emozioni della mattina a Canale d'Agordo con Piazza San Pietro. E ora buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura lo avete sentito anche dai titoli, la cronaca con l'ennesima tragedia sulla strada. Sono due quelle che si sono consumate oggi nella Marca trevigiana. Iniziamo da quella che si è verificata poco fa, poco meno di un'ora fa a Montebelluna. Stanno arrivando proprio in questi minuti in diretta le immagini della nostra Nicoletta Rizzetto. L'incidente proprio in pieno centro a Montebelluna, in viale in corso Mazzini. Coinvolte uno scooter che vedete a terra e un'auto finita contro un albero. Ancora sommarie le informazioni in nostro possesso dalla prima ricostruzione. Sembra che si tratti di uno scontro frontale tra l'auto e la moto, che poi è stata trascinata per alcuni metri finendo sembra anche contro un palo dell'illuminazione. L'incidente è avvenuto proprio di fronte all'abitazione del sindaco di Montebelluna, Alberto Bordino, sconvolto per la tragedia. Non si conoscono al momento ancora le generalità della vittima. A perdere la vita è stato il conducente dello scooter. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del SUEM con i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto vedete gli agenti della polizia locale e i carabinieri per i rilievi di legge. Se dovessimo avere ulteriori aggiornamenti ve li daremo nel corso di questo telegiornale, ma come detto questo è il secondo incidente in questo 1° settembre. Questa mattina intorno alle 11:30 a Cessalto a perdere la vita un 34enne travolto da un'auto mentre stava cercando di recuperare il suo cagnolino scappato dal cancello di casa. Si sarebbe dovuto sposare tra un mese. Dovevano essere giorni di gioia questi per Nico Baldo, 34 anni, e la sua famiglia. Domani avrebbero festeggiato il matrimonio del fratello. Per questo stamattina si trovava nella casa dei genitori in via Callonga a Cessalto per aiutarli nei preparativi. Ma sono bastati pochi istanti perché si consumasse la tragedia. Da una prima ricostruzione della polizia stradale di Treviso intervenuta per i rilievi, Nico stava attraversando la strada nel tentativo di recuperare il cane di famiglia scappato dal cancello quando è stato travolto da un'auto che stava sopraggiungendo da San Stino di Livenza, condotta da un 30enne residente nel Veneziano che si è subito fermato dopo l'impatto. Nell'urto Nico è stato sbalzato tra l'erba sul ciglio della strada. Immediato l'arrivo del SUEM con un'ambulanza e con l'elicottero, ma purtroppo per il giovane non c'era più nulla da fare. Straziante il dolore dei familiari giunti in via Callonga e dei genitori che abitano a pochi metri dal luogo della tragedia. Stesi a terra accanto al loro Nico non si sono mai allontanati dal corpo del figlio, uniti in un ultimo abbraccio. Tra i primi ad arrivare anche il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, vicino di casa della famiglia Baldo, sconvolto per quanto accaduto. Nico da qualche anno si era trasferito da Cessalto a Silea, dove lavorava come agente assicurativo. Domani avrebbe partecipato al matrimonio del fratello, mentre tra un mese proprio lui sarebbe convolato a nozze. Chi lo conosceva lo descrive come un bravo ragazzo, molto legato alla famiglia. Una famiglia e un'intera comunità sconvolte per una vita spezzata, così all'improvviso. E chi risiede in zona ora punta il dito contro la pericolosità della strada. Questa è la strada della morte. Negli ultimi 10 anni ci sono stati 3 morti. Incidenti gravissimi in serie. Negli ultimi 6 mesi ci sono stati 3 incidenti gravissimi. E
Il sindaco di San Pietro di Feletto, Maria Assunta Rizzo, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali del giovane Francesco Favaro, il 17enne uscito di strada con la sua moto martedì. Intanto oggi i funerali a Castelfranco di Kevin Carraro, anche lui 17 anni, ha perso la vita una settimana fa investito da un SUV mentre rientrava a casa in bicicletta. La città si è fermata, ancora increduli gli amici. Lasciamo da parte ogni vendetta e semplificazione. È il monito di Don Alberto. Scusate, abbiamo visto assieme l'alba, perché non abbiamo mai chiuso occhio tutta la notte aspettando impazientemente che tu tornassi e facessi capolino dalla solita porta. Non sappiamo se si possa guarire da questo male. Aiutaci tu ad uscire da questo incubo venendo a trovarci la notte, in modo da trasformarlo in sogno. Ritornano con la mente e con il cuore alla maledetta notte di una settimana fa i cugini di Kevin Carraro. Il 17enne è morto dopo essere stato travolto da un SUV mentre era in sella alla sua bici in via Lovara a Campigo. Un'alba fatta di tanti sogni infranti, una famiglia distrutta, lo shock degli amici che erano con lui e poi un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del giovane ventenne di Vedelago che si trovava alla guida del mezzo. Un quadro ancora da chiarire con Don Alberto che lancia due messaggi precisi: no alla vendetta né tantomeno alle facili semplificazioni. Lasciamo ora da parte la rabbia vendicativa contro gli automobilisti colpevoli di questi gravi crimini e allo stesso tempo abbandoniamo le sterili critiche verso i giovani. Abbandoniamo le critiche verso i giovani indebitamente definiti come superficiali, distratti, trasgressivi. Domenica scorsa Kevin avrebbe compiuto 18 anni, una vita breve ma dal significato profondo. Ma la vita terrena di Kevin non è sprecata. Certo, è stata troppo corta per lui, un ragazzo appassionato di relazioni, di lavori manuali, di parkour e di musica. Era un ragazzo generoso che amava i genitori, papà Alfieri e mamma Roberta. La sorella Giada li portava sempre con sé. Sei stato l'amore grande dei tuoi genitori, il loro piccolo, la loro linfa vitale. Ricordiamo la fierezza nel tuo volto quando raccontavi il significato del tuo tatuaggio. Legame indissolubile con il mio papà, dicevi. E per la tua mamma ti eri tatuato una rosa, simbolo di amore materno. E proprio i genitori non lo hanno mai abbandonato con lo sguardo, attorniati dall'abbraccio di un'intera comunità, grata di averlo, seppure per poco, conosciuto. Grazie Kevin per esserti donato con affetto sincero e profondo alle persone che amavi. Ti preghiamo Kevin, continua a portare frutti buoni nelle loro vite. Restiamo a Castelfranco, dove un 27enne ha riportato una profonda ferita ad una mano. È stato aggredito dal padrone di casa al culmine di una lite sull'alimentazione del gatto. Una lite sull'alimentazione del gatto è finita a forbiciate a Castelfranco Veneto, dove i carabinieri sono dovuti intervenire per il violento diverbio tra il proprietario di un'abitazione, un 56enne, e il suo inquilino, un giovane di 27 anni, entrambi italiani. Era l'inquilino a doversi fare carico di dare da mangiare e da bere al micio, essendone il padrone, ma l'aver dato all'animale dell'acqua in bottiglia acquistata appositamente per il gatto pare aver scatenato prima le critiche e poi le ire del 56enne, che al culmine della lite ha afferrato un paio di grosse forbici, colpendo il rivale alla mano destra e causandogli una profonda ferita, tanto che il 27enne è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove i medici gli hanno dato 15 giorni di prognosi. I carabinieri di Castelfranco hanno proceduto a denunciare l'aggressore per lesioni e a sequestrare le forbici. Una violenta lite tra soggetti di varie nazionalità, tra dei quali minorenni, è scoppiata la notte appena trascorsa in via Europa a Preganziol, nell'area della festa paesana. I presenti hanno allertato il 112, la pattuglia dell'Arma giunta sul posto al suo arrivo ha identificato alcuni giovani. 3 minori sono stati medicati sul posto dall'equipaggio dell'ambulanza del SUEM per alcune lievi lesioni. Al momento non è stata presentata alcuna denuncia, ma i carabinieri della stazione di Mogliano stanno compiendo accertamenti sul caso.
Rapinatore solitario in azione a tarda sera in un bar di Casella d'Asolo. Coltello puntato alla gola di una dipendente, ha arraffato 600 euro e poi è scappato. Si è infilato subito all'interno del banco, era con sé un coltello di 20 cm e l'ha appoggiato sul collo della nostra barista, e dopo io ho sentito la voce Matteo, ho provato a prenderlo ma era troppo veloce, era sicuramente un giovane, comunque molto rapido, e è fuggito via in pochi secondi, insomma. È entrato da una porta sul retro quando era da poco trascorsa la mezzanotte. Pochi avventori all'interno, una ventina all'esterno, incappucciato con occhiali scuri, guanti e un coltello tra le mani, quello usato per minacciare la barista e farsi aprire la cassa. Per la ragazza sono stati momenti di terrore, quelli vissuti a tarda sera al caffè Manin, nell'omonima via di Casella d'Asolo. Ha avuto un bel shock forte, un bel shock, ha pianto, poretta. Un blitz, quello del rapinatore solitario fuggito con un bottino di 600 euro che ha lasciato increduli anche i clienti. Nel retro c'erano due persone sedute su un tavolino, hanno visto questo personaggio arrivare, ha avuto tutto completamente coperto, ma non si sono resi conto in quel momento che poteva succedere certe cose. Sul posto sono intervenuti nella notte i carabinieri di Pieve del Grappa, quindi in mattinata i colleghi di Asolo, che hanno acquisito i filmati del locale e del condominio e sono ora alla ricerca di ulteriori riscontri nelle stradine esterne. Per il titolare del locale, oltre al rischio corso dalla dipendente, l'amarezza di essere stati presi di mira in un momento così delicato. Già i nostri problemi tra bollette, salassi e robe varie del commercio, che è già preso in ginocchio post-Covid. Adesso ci mancava l'attenzione anche di tutti questi furti. In 15 anni di attività non ho mai avuto questi problemi e adesso bisogna stare molto all'occhio, insomma. 1 anno e mezzo di carcere per aver rubato una bicicletta. È la condanna che dovrà scontare un 53enne di Segusino, arrestato dai carabinieri della compagnia di Montebelluna, che hanno così eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Treviso. L'uomo, con alle spalle già dei precedenti, è finito nei guai per un furto in abitazione commesso nel luglio 2020. In quella circostanza era stata rubata al proprietario una bicicletta, poi trovata in possesso del 53enne, che era stato arrestato in flagranza. Ad aggravare la pena il fatto di essere pregiudicato. Ancora vandali nei campi. Tagliate nella notte di sabato 150 piante di kiwi e danneggiato l'impianto di irrigazione in un'azienda agricola del Montebellunese. Danni per circa 10.000 euro. Domenica mattina vengo sui campi, ho trovato la sorpresa e hanno tagliato tutto. Insomma, non so neanche il motivo, non so niente, non so neanche il perché hanno fatto questo. È senza parole Giuliano Piovesan. Si chiede il perché di un gesto tanto sconsiderato, ma non trova risposta. Nessuna traccia che possa far risalire al colpevole. Se sapessi buttare il dito, ma non posso perché non lo so. Ma l'agricoltore non ha dubbi. La gente vecchia come non tagliato. Gente che sapeva tagliare, sapeva fare danno, non era una bravata da giovani. Piante di 1 anno che il prossimo avrebbero cominciato ad essere produttive. Ora bisognerà aspettare perché delle nuove piante ricrescano, ma i danni sono cospicui. Tra tubi dell'acqua e piante attorno ai 10.000 euro. Ho chiamato subito i carabinieri, hanno fatto certificato tutto e adesso indagine fanno loro, insomma, non lo so. Anche perché appunto sono tutti campi, quindi... Non ho nessun confinante, sono tutte proprietà mia, però non so il perché. Costretto a mettere in atto nuovi provvedimenti come l'installazione di telecamere per fare in modo che atti del genere non accadano ancora. Resta comunque la rabbia e la paura di andare ogni giorno nel proprio campo per timore di trovare altri danni. Non è giusto, non è giusto. No, non si può vivere così, non si può. È caduto dal tetto di un'abitazione di Mogliano, finendo rovinosamente a terra e ferito in modo non grave un tunisino. L'uomo nel pomeriggio era fuggito alla vista dei carabinieri mentre si trovava nell'abitazione di un connazionale sottoposto a detenzione domiciliare per scontare una pena di 1 anno e 8 mesi per reati vari contro la persona. Tra le prescrizioni c'era il divieto di incontrare persone al di fuori del proprio contesto familiare abitativo
e di non frequentare soggetti controindicati. Questo potrebbe essere stato il motivo dell'improvviso tentativo di fuga dello straniero. La vicenda sarà ora posta al vaglio dell'autorità giudiziaria che potrebbe prendere ulteriori provvedimenti. Siamo alla politica con la corsa verso le elezioni del 25 settembre. A Padova Forza Italia presente, i candidati per Camera e Senato per il Veneto. Intervento telefonico di Berlusconi che spiega il programma e poi torna a parlare di Putin con delle dichiarazioni che potrebbero accendere nuove polemiche. Sono quasi tutti amministratori locali del territorio, sindaci, assessori, consiglieri comunali e anche nuovi iscritti come l'ex primo cittadino di Verona, Flavio Tosi. Ecco la squadra di candidati veneti di Forza Italia alle prossime elezioni politiche. Sono tutte candidature di amministratori, quindi persone legate al territorio. Forza Italia ha fatto quello che una volta faceva la Lega. La Lega una volta candidava persone del territorio e quindi amministratori capaci da mandare a Roma. Questa scelta l'ha fatta Forza Italia, quindi io ho accettato volentierissimo l'invito del Presidente Berlusconi, del coordinatore Tajani, della senatrice Ronzulli e del coordinatore Zuin del Veneto per questo progetto. C'è un progetto che riporta alle origini il centrodestra legato al territorio. A Padova è arrivata anche la senatrice Anna Maria Bernini, che è candidata all'uninominale al Senato, un posto che doveva essere del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che però è stata candidata in Basilicata per cercare di portare voti al partito anche dal sud. Bernini, origini rodigine e studi padovani, avverte gli indecisi di centro. Sta a noi spiegare ai nostri elettori e agli elettori in genere che il terzo polo sta a sinistra. Noi siamo centrodestra. Non sono preoccupata, ma se effettivamente questo messaggio non è ancora passato, è nostro compito spiegare che il terzo polo è a sinistra. Chi vuole votare centrodestra e chi vuole votare il centrodestra moderato può votare solo Forza Italia. Flat tax al 23%, snellimento della burocrazia, potenziamento delle infrastrutture, riforma della giustizia e sicurezza con i rafforzamenti di organico delle forze dell'ordine. Ecco i punti al centro del programma di Forza Italia, che non dimentica l'autonomia, come ha spiegato il coordinatore regionale Zuin. È una battaglia che noi vogliamo portare avanti, che era iniziata con un disegno di legge proprio del PDL in regione, e quindi per noi è un tema fondamentale per il Veneto. I candidati hanno ricevuto la benedizione al telefono da Silvio Berlusconi, collegato da Arcore in un lungo intervento che potrebbe riaccendere le polemiche per le parole di Berlusconi su Putin. Tra l'altro, della Russia dobbiamo dire il nostro dispiacere di quello che è avvenuto in Ucraina. È stata una decisione sbagliata, io non so a che punto è stato forzato dal suo paese, dalla sua gente, dai suoi uomini del Partito Comunista a intervenire per difendere le repubbliche del Donbass dall'Ucraina di Yeltsin, ma adesso si trova ad avere dimostrato che le sue truppe non sono davvero l'armata invincibile. Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento per le persone. Lo afferma in un video risalente al 2021 la candidata under 35 del PD in Veneto Rachele Scarpa, e sulla giovane Dem è ancora bufera. La frase è stata ripresa da Luigi Marattin di Italia Viva, presidente della Commissione Finanze della Camera, che chiede alla giovane esponente Dem di chiarire quello che intende. Nel video pubblicato l'11 maggio dello scorso anno sulla sua pagina Facebook, Scarpa riassume alcuni spunti provenienti dal progetto Next Generation PD cui aveva preso parte. Tra i concetti, oltre a quello sul circolo vizioso, sottolinea che il lavoro è sempre più dequalificato, sottopagato e precario, che sottrae tempo alla vita anziché essere parte della vita e del tempo di vita. Costi energetici si continuano a macinare record, le prospettive sono nere anche a nord-est, e queste sono le soluzioni da adottare secondo Unione Popolare, Azione e Noi Moderati. Questa situazione fa emergere a tutti che il libero mercato dei prezzi dell'energia e dei settori di interesse generale produce dei danni molto seri, diciamo. Dalle privatizzazioni in poi si è puntato appunto
sul libero mercato, ecco, benvenuti nel magico mondo del libero mercato. Nazionalizzare gli asset strategici a partire ovviamente dai colossi dell'energia, questa è la linea di Unione Popolare, la lista dell'ex magistrato Luigi De Magistris, che anche in Veneto schiera diverse sigle della sinistra, da Rifondazione a Potere al Popolo. Di fronte alla folle corsa dei prezzi dell'energia, ognuno la sua ricetta. Cita di fatto l'agenda Draghi l'esponente di Azione Italia Viva. Bisogna sganciare il prezzo dell'energia prodotta dalle rinnovabili da quella ottenuta con il gas, bisogna dare un taglio secco da 10 miliardi alle bollette, soprattutto per le aziende energivore, bisogna immediatamente mettere, in cantiere il rigassificatore, nel senso di portarlo finalmente nella vera agenda e non con un dibattito sterile di sì e di no, e bisogna soprattutto cercare di contrattare con Bruxelles un tetto europeo al prezzo del gas. Per noi moderati occorre subito tagliare a monte le bollette per famiglie e imprese, almeno del 50%. Lo stesso meccanismo del credito d'imposta non può bastare. Quanto alle fonti di approvvigionamento, perché i rubinetti che hanno chiuso di tutte quelle stazioni di prelievo del gas sull'Adriatico, a 40 km proprio da Venezia, ancora siano chiusi. Abbiamo tutta una serie di iniziative che sono percorribili e fattibili, che però si perdono in una campagna elettorale che continua a parlare coi se e coi ma. Però tra 20 giorni è già troppo tardi. Io vengo da un settore che poi è quello sportivo, che sta già ragionando di chiudere le piscine a settembre. Settembre è oggi. Fanno un picnic sotto la loggia dei Cavalieri in pieno centro a Treviso e abbandonano a terra i rifiuti. A ripulire questa mattina il sindaco Mario Conte. Questa mattina, devo dire, ho provato rammarico nel trovare cartoni di pizza, avanzi di pizza, lattine, le sedie degli spettacoli lasciate in giro e tanta sporcizia. Oltre ad arrabbiarmi, oltre a lamentarmi, poi ho raccolto, ho pulito. Ed è così che si è svegliata questa mattina la loggia dei Cavalieri, immersa nei rifiuti di un picnic sotto le stelle e con il sindaco Mario Conte alle prese con le polizie. Uno dei simboli più prestigiosi del centro città, in passato vittima di episodi vandalici, oggi sotto il controllo vigile delle telecamere di videosorveglianza che presto daranno un volto e un nome all'incuria di questa notte. Ovviamente lì le telecamere ci sono e adesso i responsabili verranno anche richiamati con delle multe. Ed è ai giovani, probabili indiziati di questa bravata, che il sindaco Mario Conte vuole fare un appello. La città è di tutti e soprattutto è dei giovani, che sono le future generazioni che prenderanno in mano la nostra comunità. Ma non sono questi gli atteggiamenti che fanno bene alla città, che fanno bene alla loggia, che fanno bene a questi ragazzi. È altrettanto vero che non è attraverso le telecamere che si insegna l'educazione a questi ragazzi. Ci vuole l'aiuto dei genitori, delle scuole, ci vuole spirito di responsabilità e soprattutto amore nei confronti della città. Al via uno studio epidemiologico condotto da ULSS2, ARPAV ed ENAC sulla salute della popolazione che risiede vicino all'aeroporto Canova di Treviso, coinvolti 8 comuni del territorio. Rumore e polveri sottili, ombre che da sempre spaventano la salute dei cittadini residenti nelle aree a ridosso dello scalo Canova, il cui impatto sarà presto tradotto a livello di rischio da una ricerca epidemiologica avviata dall'ULSS2 e ARPAV. C'era, un po' di preoccupazione da parte della popolazione che l'aeroporto e quindi gli aerei che atterravano e decollavano potessero creare i problemi nel PM2,5 microgrammi, che sarebbe le polveri sottili, la più sottile, che potrebbe creare qualche problemi all'apparato respiratorio, e in particolare bronchiti asmatiche, e se una particella molto, molto media, grossa, riesce a entrare a livello dell'apparato respiratorio, verificare questo e poi verificare anche il benzopirene, che è un'altra molecola, IUPAC, che è un'altra molecola importante cancerogena che potrebbe venire fuori dagli idrocarburi, sono idrocarburi aromatici ciclici. Uno studio che attingerà da una maxi area di indagine, sarà coinvolta a campione la popolazione di 8 comuni: Treviso, Quinto, Zerobranco, Morgano e Preganziol, ma anche Trebaseleghe e Piombino, comuni i cui residenti ogni giorno vedono passare sopra le proprie teste sempre più aeroplani. Lo studio va su una popolazione controllo e una popolazione studio,
vengono presi dei soggetti, viene fatta giustamente un'anamnesi per capire che patologie hanno già queste persone, le studiamo nell'arco di 3 anni, poi vediamo se effettivamente certe patologie correlate, come dicevo, a questi 2 inquinanti sono aumentate, in particolare patologie respiratorie e patologie cardiovascolari e ovviamente i tumori del sangue, i tumori dell'apparato respiratorio. Un'indagine sulla salute dei cittadini avviata anche in vista di una possibile crescita dello scalo. È giusto che la popolazione si senta rassicurata, anche perché c'è da parte dell'aeroporto Canova, della società, la voglia di ampliare per aumentare ovviamente il numero di passeggeri che arrivano al Canova, che è un punto di eccellenza dal punto di vista aeroportuale. E restiamo nell'area vicina allo scalo Canova con l'inaugurazione ieri del nuovo parco commerciale in sulla via Noalese, perché sulle aperture di parchi commerciali, di realtà commerciali come quella, intervengono Confcommercio e CGIL che mettono in guardia. Sembrano, detti oggi, degli investimenti, dei progetti anacronistici. Disegni, quelli dei nuovi supermercati e parchi commerciali che stanno sorgendo a Treviso e nella Marca, che secondo il presidente della Confcommercio sembrano essere stati progettati 10 anni fa e che oggi non trovano aderenza alla realtà che stiamo vivendo. Investimenti probabilmente fatti a monte con l'acquisizione delle aree, arrivati al termine con l'apertura di negozi appartenenti alla grande distribuzione. E nella grande distribuzione c'è una logica di saturazione del mercato che porta le grandi catene ad occupare gli spazi, non sulla base di una reale domanda di mercato. E se la grande distribuzione può creare posti di lavoro, sono le condizioni dei lavoratori a preoccupare anche la CGIL. Un aumento di posti di lavoro, un aumento di strutture di vendita nello stesso segmento, nello stesso contesto geografico, rischia di impoverire i lavoratori e rischia di purtroppo trascinare con sé molti problemi anche di tenuta ambientale e occupazionale sul lungo periodo. Serve lavoro di qualità e serve lavoro ben retribuito. È una lotta per saturare il mercato, ma questo viene fatto non sulla base di una reale domanda. Se consumeremo di meno, per quale motivo aumentiamo l'offerta? Non c'è una logica di mercato. 2, è una logica esclusivamente privatistica che va però a ledere gli interessi della comunità. Ci saranno delle chiusure di coloro che non possono sostenere determinati costi e vuol dire impoverimento per quella comunità, per quel quartiere. Questione quella della diffusione della grande distribuzione che secondo CGIL deve essere regolamentata da leggi regionali. Riprendere in mano una legge che non c'è di carattere regionale che impedisca di aprire strutture commerciali sotto una certa dimensione senza richieste di autorizzazioni particolari. La Regione su questo tema deve intervenire. Ha preso il via ieri sera con uno spettacolo nel parco di Villa Giovannina, l'incontro tra le città gemellate con Villorba. Non poteva che iniziare così l'incontro tra cittadini europei, perché l'esperienza partita ieri sera con un concerto spettacolo a Villa Giovannina non è più solo l'annuale appuntamento con il gemellaggio che Villorba ha fatto da tempo con diverse città della Francia, con Obelsbach in Germania e con la Sarda Arborea, ma è il tentativo di dimostrare che un'Europa vera è possibile partendo dai cittadini. I gemellaggi servono per unire le persone e unire i popoli. Questo è un gemellaggio dove andiamo a parlare di diversità e di inclusione. Quindi un gemellaggio fatto con Germania e Francia casca giusto a pennello in questo periodo, perché è dal basso che devono partire certe manifestazioni e certe iniziative per poi arrivare un po' più su. E superiamo le nostre differenze è la linea su cui si svilupperanno tutte le iniziative fino a sabato prossimo. Oltre una settantina i cittadini tedeschi e francesi coinvolti, una trentina dei quali ospitati dalle famiglie di Villorba. E il senso di questo gemellaggio è l'ospitare l'ospite straniero, se così si può dire, nelle famiglie, come fanno ai campus scolastici all'estero. Spettacoli, tavole rotonde dedicate alla disabilità e all'inclusione, visite guidate a realtà mondiali con salde radici trevigiane, ma anche musica e buona tavola in un'esperienza interculturale dove le note e le forchette non hanno confini linguistici oltre che territoriali.
È un momento di festa e serve anche per far assaporare i prodotti tipici. Voi dovete sapere che Villorba è già 2 anni che manda sia in Germania che in Francia il prosecco e i panettoni a Natale fatti dai nostri panettieri artigianali. È un modo per dire che l'Europa unita comincia dai popoli e non dalla politica? Certo che sì, se dobbiamo combattere le diversità in tutte le sue forme dobbiamo partire appunto dai gemellaggi. Conto alla rovescia per il rito di beatificazione di Papa Luciani. Antenna 3 lo seguirà in diretta domenica a partire dalle 10, alternando le emozioni della Natia Canale d'Agordo con Piazza San Pietro a Roma. Un evento di fede e di territorio dalle Dolomiti a Roma, da Canale d'Agordo a Piazza San Pietro, passando per Vittorio Veneto e Venezia, luoghi della sua missione in terra come vescovo e patriarca. Cresce l'attesa per il rito della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, quell'Albino Luciani diventato pontefice per soli 33 giorni, ma entrato nel cuore e nell'anima di milioni di fedeli. Un legame profondo che Antenna 3 racconterà in diretta dalle 10 di domenica, collegandosi con la Natia Canale d'Agordo, dove la comunità si ritroverà in piazza davanti a un maxi schermo, un tutt'uno con Piazza San Pietro. Qui alle 10:30 la petizione per la beatificazione sarà letta da Monsignor Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno Feltre, sede della causa di canonizzazione del venerabile Giovanni Paolo I. Uno ha detto coraggio, se il Signore dà un peso darà anche l'aiuto per portarlo. Dopo i riti di introduzione, l'atto penitenziale, avrà inizio la beatificazione vera e propria. Sarà Francesco a proclamare Luciani beato. Ci sarà poi lo scambio delle reliquie. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e per alcuni aspetti innovativa spiritualità, Albino Luciani è stato il Papa del sorriso, un sorriso che ancora oggi illumina e dà speranza. Una giornata storica per il Veneto che Antenna 3 racconterà come sempre in diretta da Canale d'Agordo e da Roma. L'appuntamento quindi in diretta a partire dalle ore 10. Non mancate. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Iniziamo con la tragedia che si è consumata a Falcade, dove un uomo, padre di famiglia di 46 anni, ieri aveva lasciato il campeggio dove era in vacanza con la famiglia per una breve escursione. Poi si erano perse le tracce. Oggi è stato ritrovato il corpo senza vita. Falcade è finita nel peggiore dei modi la storia di Tommaso Munari, quando verso mezzogiorno è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo dell'uomo ormai senza vita. Sin da subito, dal cellulare che suonava senza che nessuno rispondesse, si era temuto il peggio. L'uomo aveva lasciato il campeggio Eden, dove era in vacanza con la moglie e i 2 figli, nel primo pomeriggio di ieri. Verso le 20 erano scattate le ricerche, cui hanno preso parte una 70ina di persone tra soccorso alpino di Valbiois, Agordo, Alleghe, Valpettorina, guardie di finanza di Cortina, Auronzo, Passorolle, vigili del fuoco, carabinieri forestali e numerose unità cinofile, con il supporto dell'elicottero della sezione aerea di Bolzano della Guardia di Finanza, con cui si è cercato dall'alto, così come con i droni dei vigili del fuoco. Sì, purtroppo abbiamo trovato il corpo dell'escursionista dentro nella valle del Focobon, più o meno 400 metri distante dalla strada che porta verso appunto la caserma Focobon, e probabilmente un malore. Sono state delle ricerche abbastanza complesse perché inizialmente il telefono suonava, ma dopo con l'IMSI catcher non si riusciva più a trovare, e abbiamo fatto tutta una serie di manovre. Poi abbiamo trovato con le squadre a piedi fatte da Soccorso Alpino e Carabinieri Forestali che ha ritrovato il corpo. A ritrovare verso le 11:20 il corpo del 46enne ferrarese è stata una squadra che stava perlustrando l'area assegnatale dal centro mobile di coordinamento. Come detto dal coordinatore dei soccorsi, all'origine del decesso c'è stato quasi sicuramente un malore. Si infila in un tubo di scolo e resta incastrato. Avventura fortunatamente a lieto fine per un cagnolino salvato dai vigili del fuoco a Puner di Mel. Eccolo Ricky!
Bravo. Ciao Ricky. Eccolo Ricky, restituito alle braccia rassicuranti della sua padrona. Per il bastardino di piccola taglia un'avventura a lieto fine dopo che di lui si erano perse le tracce da qualche giorno. Ieri mattina la proprietaria ha sentito i guaiti del cane provenire da un tubo di scolo poco distante dalla sua proprietà e ha chiamato i vigili del fuoco arrivati in via Puner a Melle con le squadre di Feltre e i colleghi della sede di Mestre specializzati nel soccorso sotto le macerie. Il cagnolino, forse incuriosito da qualche altro animaletto, si era infilato in un tubo e poi in una diramazione dalla sezione sempre più piccola, rimanendo incastrato. 2 pompieri dell'USAR sono intervenuti con una lunga sonda telescopica dotata di telecamera e dopo una 50 di metri hanno individuato il cane. I vigili del fuoco hanno utilizzato un piccolo escavatore per ricavare una buca nel punto individuato, riuscendo infine a salvare il cane. L'animale incolume è stato affidato alle cure della sua padrona. Le tecniche utilizzate per l'individuazione e il salvataggio del cane, hanno precisato i vigili del fuoco, sono state quelle utilizzate dalle squadre per il soccorso alle persone sepolte da macerie a causa di crolli e terremoti. Bravo. I dati dei flussi turistici certificati dallo IAT di Belluno sono positivi e da questo la nuova amministrazione cittadina vuole partire per lavorare incrementando l'offerta e migliorando le criticità, i servizi e i collegamenti. Positivi i dati del turismo estivo nel capoluogo. Tra il 1 giugno e il 21 agosto lo IAT di Piazza Duomo ha registrato il 25% di accessi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre in Nevegal le presenze sono aumentate del 30%. Chi viene a Belluno oggi lo fa perché vuole vivere le Dolomiti e conoscere l'Alta Via numero 1 e poi la risalita in Visentine, dove il percorso prosegue. Offriamo un centro storico molto affascinante con dei palazzi sicuramente di bella visione che dobbiamo potenziare da un punto di vista della accessibilità informativa, perché molte persone oggi visitano Belluno e magari non si rendono conto di quello che hanno a fianco e intorno a loro. Dobbiamo quindi sviluppare una comunicazione che è il nostro obiettivo per rendere la nostra città ancora più bella e valorizzare quelli che sono i nostri punti forti nel centro storico, ma magari anche in quelle zone meno conosciute del nostro capoluogo, poiché anche nelle frazioni troviamo dei luoghi dove si può sicuramente fare turismo. Nel periodo preso in esame, compreso del 1 giugno e il 21 agosto, lo IAT ha registrato 3.250 accessi, di cui il 38% da parte di stranieri, in particolare francesi e belgi, ma anche tedeschi, americani, spagnoli e olandesi. Tra essi salta all'occhio la massiccia presenza di turisti francofoni, che per la prima volta supera quella dei germanofoni. Il saldo è dunque positivo, con un aumento di accessi in città del 25%. Positiva anche l'estate in Nevegal. Dalla sua apertura a luglio, anche se solo domenicale, al 23 agosto, i biglietti acquistati per la seggiovia sono stati 2.840 contro i 2.337 di un anno fa, con un aumento delle presenze del 30%. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Nuova perturbazione atlantica in avvicinamento. La giornata di venerdì 2 settembre tutto sommato risulterà ancora buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane a partire dal pomeriggio, dove saranno probabili anche dei rovesci o temporali. Temperature stazionarie minime tra 13 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo poco nuvoloso, specie su pianura e costa, un po' più variabile in montagna dove nelle ore pomeridiane non si escludono degli acquazzoni. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime intorno ai 26-27 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento anche qui, dunque poche novità, solo con qualche nube e sporadici piovaschi. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 26-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.